Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura smantellata un'organizzazione criminale radicata nel porto di Catania che gestiva importazioni di cocaina dal Sud America per centinaia di chilogrammi. 6 gli arresti con l'accusa di aver orchestrato un sistema di narcotraffico internazionale con l'aggravante dell'ingente quantitativo. Sequestrati contestualmente beni e denaro per un valore di 7,7 milioni di euro, considerato il profitto illecito derivante dall'attività criminale. Scarcerato e posto ai domiciliari Nunzio Vitale, ex sindaco di Ramacca, arrestato lo scorso febbraio nell'ambito dell'operazione Mercurio per voto di scambio politico-mafioso. Questa è la decisione del Tribunale del Riesame, stessa sorte anche per l'ex vicepresidente del Consiglio Comunale Salvatore Fornaro. Si attende invece nei prossimi giorni la decisione per Castiglione e Marchese. 3 arresti a Torretta nel Palermitano per traffico illecito di rifiuti e riciclaggio, sequestrata un'area abusiva, 3 autocarri e diverse carte prepagate. Le indagini hanno rivelato il conferimento di rifiuti speciali pericolosi senza alcuna autorizzazione per circa 500 tonnellate mensili con profitti di 20.000 euro al mese. Capienza oltre il limite, 16enne in coma etilico e rissa fuori dal locale. Per questi motivi è stata revocata la licenza al titolare di una discoteca di Caltanissetta, che è stato anche denunciato e sanzionato per gravi irregolarità. E in chiusura, gesto di grande altruismo all'ospedale di Modica, dove è stato eseguito un prelievo multiorgano su una paziente 82enne deceduta per emorragia cerebrale. La famiglia dona fegato e reni, offrendo speranza a chi è in attesa di trapianto. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!